come il primo giorno di scuola, è sempre il primo giorno di scuola perché sono realtà grandi, molto complesse, quindi bisogna entrare in punta di piedi, conoscere, capire. Si presenta così il nuovo direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, un primo giorno di lavoro con l'emozione di chi scopre un ambiente nuovo, ma anche con le idee chiare di un manager che conosce esattamente gli obiettivi da raggiungere nei 5 anni di mandato. Una riunione con i dirigenti, una visita all'ospedale di Marostica e alla sua unità Covid, la volontà di salutare al più presto tutti i dipendenti dell'ULSS e tutti i sindaci del territorio. Voglio andare a salutare tutti i colleghi che lavorano in questa azienda a tutti i livelli, voglio andare a salutare tutti i sindaci. Solo lavorando in sinergia si può battere la pandemia e vaccinare, 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 per evitare che la situazione si trasformi in crisi sociale. Questa azienda è pronta a vaccinare con i suoi punti vaccinali, con il personale. Il problema grosso è che non abbiamo i vaccini. Bramezza viene dal Veneto orientale, terra turistica. Anche qui il turismo è una voce importante, specie sull'altopiano, dove servono eccellenze per diventare polo attrattivo. Attrazione vuol dire gente che viene a operarsi qua, viene a curarsi qua, qui ci sono ottimi professionisti, c'è tantissima tecnologia, quindi ci sono tutti i presupposti per fare veramente tanta attrazione e l'attrazione porta soldi e soldi portano investimenti. Centrale nel progetto di Bramezza è la tecnologia, che servirà a creare una sanità migliore, ma anche a convincere i giovani medici a scegliere gli ospedali della Pedemontana. Ma anche per fare attrazione per i medici, per i giovani medici e i giovani infermieri. Un medico che si laurea oggi difficilmente va a lavorare in una medicina generalista. Il futuro è già scritto, si va in ospedale solo quando serve davvero. Con la tecnologia ci si potrà curare sempre più da casa. Il messaggio del nuovo direttore generale è chiaro. Fra 5 anni noi avremo una sanità che è completamente diversa da quella attuale.